Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ok carissimi, stiamo qua per adorare il nostro Dio, ringraziamo e oggi vogliamo soprattutto ringraziare perché in questo momento stiamo con un campeggio dei giovani lì vicino a Bassano del Grappa e ieri eravamo lì con questo gruppo, siamo 34-35 giovani e quanto è bello vedere quello che Dio sta facendo lì con questo gruppo dei ragazzi, tanta gioia, tanta allegria e soprattutto un cuore aperto al Signore. Ieri qua i nostri adolescenti hanno fatto veramente un culto meraviglioso, ho assistito perché non ero qua presente. Ringraziamo a Dio per avere questo gruppo di adolescenti che è una bellissima squadra di Dio. Ieri eravamo anche a Belluno che c'era un incontro di coppia a Belluno. È stata una giornata intensa ieri e anche oggi. E oggi se tu vuoi hai tempo noi finiremo questo campeggio dei giovani a Conegliano, così la nostra chiesa a Conegliano oggi avrà questa grande gioia e allegria di vedere la testimonianza dei nostri ragazzi e è quello che stiamo camminando e vivendo. Ringraziamo il nostro Dio e quando passiamo per i momenti difficili, delle tempeste, difficoltà, vediamo una mano divina che ti guarisce, che ti tocca, ti consola e quanto è bello vedere questo Dio che è presente nella nostra vita e nella storia. Come è andata la settimana? Bene. Perciò che siamo qua per adorare il nostro Dio. E se non fosse bene, perciò che siamo qua anche per adorare il nostro Dio. Perciò Dio sta sopra ogni cosa. E a Lui noi vogliamo offrire questa lode, questa adorazione e riconoscere che Lui è il Signore della nostra storia. Tu che sei a casa questa mattina, in questo momento, che tu possa anche inserire il tuo cuore in un'adorazione a Lui. Lui merita tutta questa lode e adorazione. Preghiamo? Chiudi i tuoi occhi. E fa una preghiera guardando il tuo cuore in questo momento. Come sta il tuo cuore? Per offrire una lode, per offrire un'adorazione al Signore. Come tu stai entrando in questo culto. Preghiamo anche per i nostri giovani. Un campeggio. E lì ci sono tante conversioni, tante trasformazioni di vita. Preghiamo per i nostri adolescenti. Bello vedere quello che Dio ha fatto ieri in mezzo a questa chiesa con loro. Preghiamo per la nostra storia, la nostra vita. Dio è degno di tutta la lode. Dio è degno di tutta l'adorazione. Vogliamo iniziare questo culto con uno sguardo verso di Lui. Solo per Lui. Vogliamo iniziare questo culto pensando in Lui. Aprire il nostro cuore a Lui. Nostro Padre, che privilegio che abbiamo di stare insieme con i fratelli, con le sorelle, di stare insieme con la tua chiesa, con la tua gente. Quanto è bello, Padre, avere questa libertà di adorarti in spirito e in verità. Tu ci sei in mezzo a noi. Tu sei con noi qui, oh Padre. Sei tu che agisci, consola. Sei tu che agisci, fortifica. Sei tu che agisci, oh Padre, ci porta una gioia. È lo Spirito Santo che è in mezzo a noi. E questo tuo Santo Spirito rivela nei nostri cuori e inserisce nel nostro cuore un desiderio di adorarti. È lo Spirito Santo, Padre, che è in mezzo a noi, che cammina e che si rivela a noi e ci porta a una certezza, una sicurezza per te. Offriamo, Padre, questo culto a te, solo a te. Vogliamo adorarti, vogliamo dirti che tu sei santo, santo, santo. Vogliamo dirti, oh Padre, che tu sei l'unico e vero Dio. E vogliamo dirti, oh Padre, con cuore grato, che Cristo Gesù, tuo Figlio, è venuto sulla terra
e è morto su una croce e è risorto. E ci ha dato la possibilità di una eternità. E vogliamo dirti che abbiamo riconosciuto questo sacrificio, abbiamo riconosciuto che siamo dei peccatori e abbiamo sentito la tua grazia. E vogliamo dirti, oh Padre, che adesso noi siamo qua solo per te. La nostra vita è in te. E questo culto, Padre, è per te. Nel nome di Gesù, le tue benedizioni. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Adoriamo, cantiamo, offriamo questo culto e riconosciamo che Lui fa parte della nostra storia. Adoriamo e offriamo questo culto al nostro Dio. Il Salmo dice: entrate nelle sue porte con inni di lode, di adorazione, perché noi tutta la settimana ci ricordiamo di quello che Lui è per le nostre vite, amen? E noi abbiamo l'opportunità di portare alla presenza del Signore questa mattina il ringraziamento di un Dio che prende cura di noi mentre noi ancora dormiamo, amen? Lodi al nome tuo, quando la tua benignità scorre abbondante su di me. Lodi al nome tuo, Battiamo le mani. lodi al nome tuo, nella terra più arida, dove tutto sembra immobile. Lodi il nome tuo. Tornerò lodarti sempre per ogni dono tuo. E quando scenderà la notte, sarà ancora lì. Benedetto il nome del Signore, benedetto il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Lode al nome tuo, quando il sole splende su di me, quando sembra incantevole. Lode il nome tuo, alleluia Signore. Lode al nome tuo, quando vengo davanti a te, con il cuore triste e fragile. Lode Signore, nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo. E quando scenderà la notte, sarà ancora lì. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore,
Dio che prende cura di noi mentre ancora noi dormiamo, ne abbiamo parlato prima. E noi lodiamo il suo nome e ringraziamo al Signore perché noi siamo qui, le nostre famiglie, i nostri figli, e continuiamo a pregare e lodare il Signore perché prenda cura di noi come Lui ha sempre fatto. Amen? E il Signore trasforma la nostra tristezza in danza e noi lodiamo il suo nome per questo. Amen? lanciate su di Lui ogni vostra ansietà,
perché Lui prende cura di... Perché Lui prende cura di me. Lui prende cura di te. Alza la tua mano, chi è convinto di questo? Dio di Abramo, tu sei Dio che compirà, il patto manterrà. Più volte ancora tu lo dimostrerai, quel che dice tu farai. Nonostante le difficoltà, fermo resterò ed imparerà questo cuore a confidare in te. Grande è la tua fedeltà per me, alleluia. Grande è la tua fedeltà per me, anche quando il sole tramonterà, io ti adorerò. Grande è la tua fedeltà per me, alleluia Signore. Il mondo passerà, ma la tua parola ferma rimarrà. La tua storia testimonierà che tu sei verità. Nonostante il difficoltà, resterò ed imparerà questo cuore a confidare in te. Grande è la tua fedeltà per me. Insieme. Grande è la tua fedeltà per me. Anche quando il sole tramonterà, io ti adorerò. Grande è la tua fedeltà per me. La mia speranza è in Cristo, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo non mi deluderà. La mia speranza è in Cristo, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo non mi deluderà. La mia speranza è in Cristo, sicuro in Lui sarò, un fondamento certo non mi deluderà. Non mi deluderà, non mi deluderà. Grande è la tua fedeltà per me. Grande sei Signore. Grande è la tua fedeltà per me, anche quando il sole tramonterà, io ti adorerò. Grande è la tua fedeltà per me. Insieme la Chiesa. Grande è la tua fedeltà per me. Insieme. Grande è la tua fedeltà per me. Anche quando il sole tramonterà, io ti adorerò. Grande, grande è la tua fedeltà per me.
credo in te, Signore. Io confido in te, Signore. Io so che tu sei Dio che lavora mentre noi dormiamo, è Dio con noi. Ma nonostante queste cose, Signore, io appartengo a te. E la mia vita è messa davanti a te, qualsiasi cosa succeda, Signore. Perché so che tu sei nel controllo di tutte le cose. È Dio che vede, è Dio che provvede. E noi siamo qui, Signore, come Chiesa tua, per lodare il tuo nome, consegnarci nelle tue mani, ricaricarci, Signore, per questa settimana che arriva, perché sappiamo, Signore, che tu sei nel controllo e tu vai avanti a noi. La tua bontà, tu mi circondi ogni giorno con la tua fedeltà. Tu dimentica quello che sono, alleluia, quel che sarò, tutto ciò e tutto ciò che ho. Vieni da te, Signore. Non trovo parole per ringraziare la tua bontà. Tu mi circondi ogni giorno con la tua fedeltà. Tu non lasciarmi dimenticare che quello che sono, che sarò e tutto ciò che ho. Vieni da te, Signore. Confido in te, dipendo da te, non solo io niente posso fare. Spero, Signore, spero in te, riposo in te, non solo io niente posso fare. Tu non lasciarmi dimenticare che quello che sono, quel che sarò e tutto ciò che ho. Vieni da te, Signore. Confido in te, dipendo da te, non solo io niente posso fare. Spero, Signore, spero in te, riposo in te, solo io niente posso fare. Tu non lasciarmi dimenticare che quello che sono, quel che sarò e tutto ciò che ho. Vieni da te, Signore. Tu non lasciarmi dimenticare quel che sono, quel che sarò, quel che sarò, tutto ciò e tutto ciò che ho. Vieni da te, solo la Chiesa, tu non lasciarmi dimenticare quello che sono, quel che sarò e tutto ciò che ho. Vieni da te, Signore. Potete
sedervi. Amém? Qual è la parola che ti ha colpito di più di queste canzoni? Quale frase? Non lasciarmi dimenticare, l'altra frase, l'altra parola? Io riposo in te? Ah? Ok. Per me è stata molto forte la parola fedeltà, ossia la fedeltà di Dio verso di noi. E questo Dio che non cambia. Che bello, quando Dio parla con noi, parla nel nostro cuore, si rivela alla nostra vita. E oggi noi stiamo camminando questa storia del libro dei Atti, stiamo arrivando, non dico alla parte finale, ma praticamente l'ultima parte dell'Apostolo Paolo, i suoi ultimi viaggi, e Paolo sta tornando a, non posso dire a casa, ma sta tornando a Gerusalemme, e adesso Paolo comincia a fare un congedo. Paolo comincia a dire ciao. E è interessante adesso questa storia, come Paolo agisce in questa camminata sua. E stiamo in Atti capitolo 20, versetti 17 e 21 oggi, e vediamo questa ultima parte di Paolo, delle caratteristiche interessanti che noi possiamo assorbire nella nostra vita. Atti 20, 17 e 21, dice così: da Mileto mandò a Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero da lui, disse loro: voi sapete in quale maniera, da primo giorno che giunsi in Asia, mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dall'insidia dei giudei, e come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre case, e ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. Nostro Padre, vogliamo camminare questa mattina nella Tua parola. Lo Spirito Santo guida-ci, oh Padre. Ascoltare, a parlare, a sentire, a vivere. Vogliamo camminare con Te, insieme a Te, oh Padre. La Tua parola, lo Spirito Santo rivelando quello che è Tuo. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Che cosa è per te un congedo? Che cosa significa per te un non ci vediamo più? Cosa significa per te? Ah? Addio? Separazione? Questa settimana ho perso un cugino, no? Il cugino aveva un po' più di me dell'età, ma interessante, stavo riflettendo, no, la perdita di questo cugino, e questo anno sono stato con lui, e è interessante, noi ci dimentichiamo che forse quell'incontro può essere l'ultimo incontro con quella persona. E noi ci dimentichiamo quanto è importante riconoscere che la nostra vita qua è un periodo e dopo non ci siamo più. E tante volte noi pensiamo che quello ciao può darsi che ci troviamo domani, ma può darsi che non c'è più. E Paolo qua stava facendo un viaggio perché lui stava riconoscendo che questo ciao era per quanto tempo? Era fino all'eternità. Era un congedo e era un basta, no senso di è finita la sua camminata con quel gruppo in quella chiesa, perché lui stava andando a Gerusalemme e a Gerusalemme lui sarebbe consegnato alle mani sarebbe in prigione, ossia lui sapeva adesso di questa storia. Perciò questo viaggio di Paolo qua, che era adesso a Mileto, lui chiama gli anziani da Efeso e loro vanno di là a un incontro con Paolo, perché prima Paolo era a Efeso, ma è stato cacciato via di quella città, e adesso lui chiama questi anziani da Efeso che possono venire lì, e Paolo comincia a raccontare un po' la sua storia, ma soprattutto dare a loro dei consigli di continuare a essere leader della Chiesa. Perciò il principio di questa storia qua di Paolo è che lui stava lì a un congedo, ma stava ricordando a loro della preziosità di predicare il Vangelo
predicare o reino dei cieli, predicare Gesù, la salvezza in Gesù, e lui stava parlando a loro di questo principio più importante della storia. E lui comincia com uma frase muito interessante: mi sono sempre comportato com voi. Predicare é uma coisa simples, ensinar é uma coisa simples, mas comportar-se é outra história. E o comportamento era aquilo que Paulo estava adesso parlando com loro. E Paulo sim, ha predicato il Vangelo, ha predicato la parola, ma lui stava facendo a ricordare a loro, ai líderes della Chiesa, ai capi, um estilo, um comportamento de vida que deve caminhar insieme a quelle persone che stanno camminando davanti alla Chiesa. E Paulo estava dizendo: mi sono sempre comportato con voi, e dopo vediamo delle caratteristiche di questo comportamento. Nonostante le ingiurie, calúnia, le accuse contro di lui, Paulo era sicuro que suo comportamento era saldo no Senhor. Tante volte eu digo à Chiesa qua, no, do nosso comportamento dentro da Chiesa deve ser o stesso dentro de casa, que deve ser o stesso dentro do nosso posto de lavoro, deve ser sempre uguale. Uma pessoa que usa a máscara dentro da Chiesa, uma outra máscara é a casa, uma outra máscara no lavoro, per favore. Nós devemos haver um solo comportamento. Tante volte a gente diz: pastor, na sua frente, davanti a te, não posso dire le parolacce. Sim. E davanti ali alto tu pode dire: e Dio dov'è? Ou seja, eu devo saber que eu rendo conto della minha vita a Dio e anche agli uomini, ma Dio è dappertutto e Dio vuole vedere il mio comportamento, la mia coerenza, ovunque sia. Ou eu sia da solo, ou eu sia com quale persona, com um amigo, com a família, ou in chiesa. Perciò la stessa bocca che pronuncia l'edificazione, la stessa bocca deve produrre sempre le parole di benedizione. Altrimenti c'è qualcosa che non funziona. Perciò che Paulo nelle sue lettere sempre affermava l'importanza di un comportamento che sia degno di quello che Cristo ci ha insegnato. Um comportamento que sia de apoio, um comportamento que sia coerente com aquilo que ele estava predicando. Perciò essere di Cristo não é só parlare. Essere di Cristo é avere um estilo de vita de coerenza. E perciò eu vorrei lavorare questo punto qua, que Paulo comincia com questa frase: servendo o Signore com umiltà. Tre parole importanti qua: servendo o Signore com umiltà. Quali sono le tre parole importanti? Facile, no? Sta cominciando la scuola adesso per i ragazzi. Tre parole importanti in questa frase? Servire. Lacrima vediamo dopo. Servire o Signore com umiltà. Servire, Signore, umiltà. Ou seja, quando eu comincio a collegare queste tre frasi qua, eu comincio a sapere o significato de que a minha vida é ser um servo. Ovunque Paulo andava, lui se identificava come servo. E é interessante, grande parte delle lettere, quando lui comincia: Paulo, apóstolo de Cristo, apóstolo de Dio e servo do Signore Gesù. Allo stesso tempo que c'era identificazione di apóstolo, c'era identificazione di servo. O meu comportamento tra di voi deve essere um comportamento de servo. O comportamento de um cristiano é de servo. Perciò noi siamo stati chiamati a servire e essere servo, o senso di cercare veramente di servire le persone che sono davanti a noi, non importa se sono giudei, se sono greci, io sono un servo. E qual è il privilegio che un servo ce l'ha? Nessuno. Tante volte noi entriamo in una comunità, in un gruppo, in un luogo di lavoro, in una famiglia cercando i propri diritti e privilegi. Ma quando mi converto a Cristo Gesù, eu riconosco adesso que eu sou um servo. E Paulo diz: eu me sono sempre comportato com voi como um servo. E ser um servo não é cercare privilegi, é guardare l'obiettivo del mio servizio verso la gente in modo che possa conoscere Gesù. E lui diceva qua: eu sou um servo del Signore, com humildade. E nós começamos a pensar: eu sou um servo del Signore. Ma per servire o Signore, eu devo servire le persone.
Eu não posso ser um servo do Signore se eu não estou servendo i regali che Dio mi ha donato, che sono le persone. Ou seja, quando eu vedo na persona, é ali que eu devo identificar-me como um servo. A che cosa eu posso fare? A che cosa eu posso essere di aiuto? Io sono il tuo servo. Perciò questo servo, Paulo, diceva che era servo del Signore perché lui ha riconosciuto la salvezza in Gesù. Perché questo servo, Paulo, diceva che io conosco il grande amore di Dio perché mi ha perdonato, nonostante i peccatori che io ero. Questo servo, Paulo, diceva che il Signore lo ha portato alla grazia di Dio perché ha conosciuto questa grazia di Dio, la misericordia del Signore. Paulo riconosceva la sua miseria e ha visto la misericordia del Signore dentro della sua miseria e ha portato una vita di gioia. Grazie. Questo è un servo, ok? Ha visto un problema di acqua qua? E Paulo, sapendo della sua miseria, só o Signore poteva manifestare misericórdia, ha manifestato. O Signore ha manifestato grazia in modo che Paulo poteva vivere. Perciò Paulo vive o perdono, la libertà, la grazia do Signore. E quando Paulo inserisce dentro della sua vita, lui guarda e pensa, solo o Signore, solo Dio. Adesso io sono un servo suo, senza diritto. Tu riconosci nella tua vita che tu sei un grande peccatore? Tu riconosci nella tua vita che tu non hai diritto a niente? Tu riconosci nella tua vita che tu hai bisogno della grazia, della misericordia, del perdono di Dio? E quando tutto questo entra nella tua vita, che cosa eu devo ricambiare a Dio? Essere um servo. Perciò ogni momento, ogni opportunità que eu vedo per servire ao Signore, eu manifesto lì come um servo. E é questo un principio di Cristo. Quando Cristo vedeva una persona malata, che cosa Gesù faceva? Andava e guariva. Se c'era um grupo de pessoas com fome, que coisa Jesus faceva? Dava da mangiare. Se c'era sete, dava da bere. Se mancava qualcosa, era ali. Se c'era uma pessoa que aveva mancança de um abraço, de um tocar, como um leproso, que coisa faceva Jesus? Tocava e guariva. Tante volte nós facciamo distinzioni, cominciamo a separare le persone e stiamo perdendo o senso di guardare Gesù, che non importa quello che stava davanti a lui, quella persona, lui andava, toccava per una guarigione. Lui andava e portava da mangiare, portava da bere. Lui andava e era com quello gruppo di persone. Perché Gesù è venuto per servire, è venuto per salvarmi, ma è venuto per servirmi. E Paulo era um imitatore di Gesù. Adesso eu devo vedere che Paulo, come um servo, se ha comportato sempre como um servo, eu devo imparare che anch'io sono um servo. E Paulo lì portava questo messaggio do perdono di Dio, di questa grazia di Dio, perché le persone hanno bisogno di essere guarite com o perdono di Dio. Quando eu comincio a camminare in mezzo alla gente, alle persone, o quanta amarezza io vedo in mezzo ao gruppo di persone, perché non conoscono ancora il perdono di Dio. E é lì che devo predicare il perdono di Dio. Tu sapevi che tu sei stato perdonato, perdonata? Che non c'è nessuna accusa su di te oggi? E quando o diavolo viene a darti qualsiasi accusa, tu devi ricordare che Cristo ha portato i miei peccati sulla croce, io sono stato perdonato. Ieri stavo con i ragazzi nel campeggio, e uno è arrivato a me e parlava con tanta amarezza nel cuore, e diceva, pastore, tante volte eu penso que não doveva neanche essere nato, não doveva neanche avere una famiglia insieme a me, perché io mi sento pieno di colpa. Chi fa questo sentimento dentro di una persona così? È un nemico che vuole distruggere. E è lì che noi come servo dobbiamo manifestare un perdono, un amore, un abbraccio, un sostegno e ricordare che lo Spirito Santo si rivela una grazia che ti perdona. E quanto è prezioso camminare in questa storia, sapendo che noi siamo qua per guarire le persone che sono ammalate con questa mancanza di perdono. E lui era un servo del Signore e lui inserisce una parola con umiltà. E com umiltà perché il servo non sceglie servizio. Il servo si inchina e agisce per cambiare una situazione di miseria e di sollievo. Tante volte noi scegliamo che cosa dobbiamo fare, ma il servo non sceglie.
quello che viene a mano deve fare. Tutto che ti viene a mano adesso è per servire. Perciò o servo com humildade serve ao Senhor e sapendo que o Senhor te ha dato uma oportunidade e um privilégio de questo. Paulo entrava numa realtà não per cambiare la realtà, ma per cambiare la storia di una persona e sapendo que um servo com humildade agiva. Allo stesso tempo que Jesus ensinava tocando i leprosi, allo stesso tempo Paulo imparava a fare questo e noi dobbiamo imparare a fare questo. Allo stesso tempo que Jesus se fermava per ascoltare un cieco, si fermava, lasciava tutta la gente per stare con una persona, noi dobbiamo imparare questo principio di dare ascolto a una persona, perché questa persona è preziosa per tutti noi. Gesù ha fatto questo. Allo stesso tempo che noi come servo dobbiamo fermarci per servire con umiltà e non importa il ritorno di quello che abbiamo fatto. Gesù fece questo. Gesù si manifestou in questo modo come un servo. Anche noi dobbiamo imparare a essere un servo del Signore con umiltà. Secondo punto qua, e adesso viene quella parola che mi è sfuggito il tuo nome, Fedele ha detto, con le lacrime. Salmo 126,5, chi legge per noi? Chi può alzare la voce? Una voce forte. Nós estamos seminando a parola do Senhor com lacrime. E Paulo, in questo testo, parla delle lacrime. Quello che seminano com lacrime, ma c'è una promessa. Metteranno con gioia. Quando eu ho visto tramite YouTube ieri o culto degli adolescenti qua, vedere questi ragazzi suonando, cantando e predicando, eu stavo pensando, quanti genitori qua hanno manifestato le lacrime per i figli e loro erano qui ieri. Quando ero no campeggio con i ragazzi ieri lì, con tanta gioia e trasformazione, quanti genitori hanno versato delle lacrime per la conversione dei figli? Quando noi stiamo con le lacrime, o Signore ci dà una promessa di una raccolta con gioia. Ma io devo sapere che o pianto fa parte della nostra storia. Servire o Signore con le lacrime. E se tu pensa che servire o Signore sia senza lacrime, no, è con le lacrime. Quante volte noi già abbiamo pianto? Quante volte abbiamo versato delle lacrime per le situazioni difficili? Tanto. E Paolo anche. E Gesù anche. Perciò piangere fa parte di una storia. Perché noi stiamo combattendo contro un nemico. E adesso vediamo Paulo qua, ci sono 3 punti importanti perché loro versava le lacrime. Paulo stava insegnando agli anziani e leaders della Chiesa dicendo, cari, la opera di Dio non è facile, non è semplice, perché io ho versato tante lacrime. E voi non sapete che cosa significa essere un pastore, un leader di una comunità, un leader di un gruppo. Sono le lacrime che dobbiamo versare. Já ho raccontato a voi delle persone che entrano no ministério pensando che è una strada piena di fiori e di regali. No, sono con le lacrime. Se qualcuno desidera o ministério, servire ao Signore, può essere pronto che deve portare tanti fazzoletti assieme, perché le lacrime esisteranno. E perché Paulo versava le lacrime? Perché vedeva la gente che non credeva. Paulo predicava e la gente girava le spalle e andava via. Chi si ricorda della chiesa in Atena? Di quello luogo in Atena? Paulo predicando e la gente, un altro giorno ti ascolteremo Paulo. Basta. Paulo versava le lacrime perché lui parlava dell'amore e della grazia di Dio e la gente non credeva. Quante le lacrime abbiamo per le persone vicino a noi che rifiutano il messaggio di salvezza? Quante persone vicino a te hanno rifiutato il messaggio di Cristo? I tuoi figli? I tuoi genitori? Tua famiglia? Tuoi amici? Quante persone tu già hai parlato dell'amore di Cristo e la gente dice no, questo è per te, non è per me, io ce l'ho la mia storia. E sono le lacrime che noi dobbiamo versare. Come sapete, mio papà mi ha perseguitato per tanti anni, ma dopo 31 anni
ho battezzato mio papà, ma sono stati 31 anni non semplici. La mia famiglia, io penso adesso, stanno entrando in una nuova storia con il Signore, speriamo. Le lacrime. Sono le lacrime che noi dobbiamo versare, perché se noi non versiamo le lacrime perché la nostra famiglia non riconosce Gesù, noi abbiamo un grosso problema della nostra fede con Cristo Gesù. Perché se io non verso le lacrime perché i miei fratelli, la mia famiglia sta andando a uma mancanza di speranza, se perdendo eternamente di Dio, dove è la mia fede in Dio? Io devo piangere perché i miei figli non credono. Io devo piangere perché i miei genitori non stanno credendo. Io devo piangere perché la mia famiglia sta soffrendo. Io devo piangere perché i miei amici ancora rifiutano il messaggio. Quante lacrime abbiamo versato per le persone che non hanno rifiutato l'amore di Dio? Quanta gente che noi conosciamo, che volevamo che fosse essere qua, adorare Dio, riconoscere Dio, e oggi rifiutano questo messaggio. Paolo versava le lacrime, piangeva, perché lui predicava e la gente non ascoltava. Lui predicava e la gente girava le spalle e diceva: un altro giorno ti ascolteremo, Paolo. Perciò che Paolo stava dicendo agli anziani: ci sono le lacrime del ministero, perché tanta gente rifiuterà questo messaggio. Piangete. Seconda caratteristica, perché mentre Paolo predicava, lui era perseguitato. Erano le lacrime della persecuzione che lui soffriva. Ossia, Paolo visse questa esperienza della persecuzione fortissima e lui manifestava le lacrime perché la gente non soltanto rifiutava, ma anche perseguitavano. Filipenses 3,18. Perché molti camminano da... E Paulo era conscio di questo problema, non era contro di lui, era contro la croce di Cristo. Nemici della croce di Cristo, vi l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora. In quale modo lui dice adesso? Piangendo. Paulo versava le lacrime perché la gente non stava perseguitando a lui, era contro la croce di Cristo. La gente non stava combattendo contro di lui, stava combattendo contro il regno di Dio, contro la croce di Cristo. Perciò che Paulo stava lì predicando l'Evangelho, que o Evangelho poteva crescere e la gente stava combattendo contra questa crescita do Evangelho. Não era contra Paulo. Paulo sapeva que questa gente estava não combateva contra de lui, mas sobretudo contra Cristo. E a obra se ferma. Era le lacrime de Paulo quando vedeva a gente perseguitando a croce de Cristo. Filipenses 3,19, la sequência. La fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre, e la loro gloria è ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Paulo piangeva per questa situazione, perché questo gruppo di persone che lo perseguitava, che impediva la crescita del reino di Dio, erano le persone che pensavano solo a se stesso, ao loro ventre. E Paulo piangeva não pela sua vida, perché in questo momento o reino di Dio si fermava e non cresceva. O pianto di Paulo era per questo. Perciò lui prendeva questa gente e lavorava con questa gente e diceva: leaders, quello che è successo con me in Macedonia, in Acaia, in Corinto, in Atena, quello che è successo con me succederà anche con voi. Perciò con le lacrime nós soffriamo perché la gente si vuole fermare la crescita del reino di Dio. E tutto quello che io sto facendo in queste viaggi, soffrendo, ci sono le persone che si innalzano contro il regno. E lui ha scritto questa lettera alla chiesa di Filippo, che era una chiesa bellissima, che stava crescendo, ma è arrivato un gruppo di persone là per bloccare la crescita della chiesa di Corinto. Paulo piangeva. E noi dobbiamo piangere, non perché stanno combattendo contro di noi, perché stanno combattendo contro il reino di Dio. Stanno combattendo contro la crescita della opera di Dio. Sono gente che pensano a se stessi, pensano alla loro gloria e al loro piacere. Sono le lacrime di tristezza di Paulo, perché questa gente non capisce ancora il significato del reino di Dio. Sono le lacrime di vedere che il reino di Dio si ferma. E noi non possiamo fermare il Vangelo, la crescita del reino di Dio.
Le terze lacrime di Paolo stava in Atti 20 e 31. Perciò vegliate, ricordandovi per quanto tempo? 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di fare che cosa? Ammonire ciascuno con le lacrime. Paolo piangeva perché c'era una gente con collo duro. Paolo piangeva perché la gente non si convertiva. Paolo piangeva perché la gente resistiva alla crescita del regno. Paolo piangeva perché lui predicava, insegnava, ammoniva e la gente non cambiava il modo di vivere. Era quello che stava succedendo. Perciò che Paolo in quel momento stava insegnando ai líderes, agli anziani, dicendo: ci saranno le persone che ho passato 3 anni cercando di cambiare, ma loro hanno deciso di continuare come sono. Tu conosci qualche testardo? Sì o no? E o colo duro. Non vuole sottomettersi al Signore, non vuole essere trasformato dallo Spirito Santo. Perciò Paolo soffriva di vedere la gente che era fissa nei valori del mondo e non ritornava alla fede. La gente che era com colo duro e resistiva alla mensagem continuava com a sua arrogância. Sono le lacrime di mancanza di ravvedimento. Eu só posso crescer se eu me enravedo. Eu só posso essere transformado se eu riconosco i miei peccati. Eu só posso dar um passo, um gradino de fede, se eu riconosco que eu sou um pecatore. Domenica scorsa abbiamo parlato del senso del ravvedimento, número 1, riconoscendo Gesù, ma abbiamo parlato dei ravvedimenti che dobbiamo vivere ogni giorno, quando eu riconosco i miei peccati, e ravvedo-mi, abbandono e prosseguo verso la santificazione in Cristo. Paulo, in questo secondo punto, qua soffriva con la gente che volevano continuare come erano. Vedere la gente fissa nei propri valori e non si sottomettevano alla parola. Gente che era guidata dal loro concetto, dalla loro idea e dai loro pensieri. E noi dobbiamo essere sottomessi alla guida della parola del Signore e dello Spirito Santo. Paulo piangeva perché questa gente resisteva all'autorità della parola del Signore. Perciò che Paolo prendeva con la gente e ha parlato: carissimi, io ho versato le lacrime. Ho versato le lacrime perché ci saranno le persone che non si convertiranno. Carissimi, la Chiesa qui a Efeso, dove siete, ci saranno persone che resistiranno, come mi è successo in tante volte. E il regno si fermerà. Ma noi non possiamo continuare, continuiamo a predicare. Carissimi, avranno delle persone che saranno resistenti, continueranno a avere il collo duro e non vogliono ravvedersi e sottomettersi alla guida dello Spirito Santo e della parola del Signore. E lui insegnava a questa gente perché lui stava manifestando un pianto, perché soffriva pela gente. Perciò Paolo insegnava a loro o che cosa era comportarsi in mezzo a loro con le lacrime. Una domanda, soprattutto agli uomini: ogni tanto tu piangi o no? Ogni tanto tu piangi con le lacrime? Una domanda soprattutto agli uomini. Quando tu vedi i tuoi figli che non vogliono crescere e vivere nella esperienza con Gesù, tu piangi per loro? Una domanda soprattutto agli uomini. Quando tu vedi che la tua famiglia ancora resiste a questa camminata di fede, tu piangi? Paulo piangeva. Paulo versava le lacrime perché lui soffriva per loro. Noi dobbiamo avere questa empatia con le persone e soffrire con loro. E soffrire con loro. Noi non possiamo abbandonare questa sofferenza di vedere le persone che non vogliono camminare con il Signore. Sono le persone vicino a noi. Sono gente che si diventano oppositori. Sono gente che stanno soffrendo. E noi invece di criticare dobbiamo piangere per loro. Piangere. Anche le donne devono piangere, ma le donne piangono molto più facile che gli uomini, no? Ma noi uomini dobbiamo manifestare le lacrime. Paolo, non so quanti litri di lacrime ha perso nella sua storia, ma non è stato poco, perché piangeva tanto. E lui le scriveva queste parole: io pianto, io piangevo, sono le lacrime, e noi dobbiamo versare le lacrime.
Paulo manifestava um comportamento em completa visão na obra do Senhor. Paulo se aveva questa empatia com a gente, porque sofreva quando a gente não riconosceva Cristo Jesus como Salvatore, perché non si coinvolgeva alle cose di Dio, ma alle cose del mondo. Paulo insegnava a líderes di essere coinvolti nell'opera di Dio anche con le emozioni, perché tante volte noi vogliamo essere leaders só con la testa e con la ragione, ma non possiamo. Noi dobbiamo essere leaders che piangiamo, soffriamo, che manifestiamo le lacrime con la sofferenza, altrimenti non siamo leaders. Se tu vai un giorno chiedere a me, Pastore Sandro, in venire a nossa sala, já avete pianto? Pastore Sandro piange più di me, ok? E lui dirà, è tanto, è tanto. E potete venire nella mia sala e dirò, è tanto, è tanto. Ma parlate con Pastore Sandro e tu sentirà lui con più lacrime e lui racconterà a voi piangendo, perché è la sua caratteristica. Sono le lacrime. E noi non possiamo nascondere questo. Fanno parte di un leader. Líder che non piange è perché non si coinvolge con le emozioni nell'opera del Signore. E noi dobbiamo essere. Piangere non significa debolezza, significa manifestare empatia verso la gente. L'altra caratteristica di Paulo, più avanti lui dice, e come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, e non vi ho annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre casa. Paulo era uma pessoa transparente. Paulo não nascondeva le cose, in pubblico e nelle casa. Parlava chiaramente. Tu puoi immaginare questo Paulo, quell'uomo forte, dicendo, io ho pianto, ho sofferto. Poi leggi le lettere di Paulo e lui raccontava i problemi con la chiesa di Corinto soprattutto. Non volete ricevermi? Ok. Aspettatemi, dopo io vado là, ma non saranno con le parole dolci. Paulo parlava in modo chiaro e trasparente. E la caratteristica di un leader è questo, perciò che lui parlava di questo. Ossia, che dovete essere trasparenti davanti al tuo gregge. E noi non possiamo nascondere. Noi abbiamo una grande difficoltà tante volte di parlare dei nostri problemi. E qual è il problema di parlare dei nostri problemi? Non siamo insicuri per nascondere. Dobbiamo parlare. Circa 6-7 anni fa, io ero in Brasile e ho preso un libro. Ho cominciato a leggere di là, dopo ho portato qua, ce l'ho qua a casa. Un libro non è piccolo, grande. È la storia di un pastore. Perché di solito quando noi leggiamo la storia di un pastore, come la chiesa deve crescere, come moltiplicare un piccolo gruppo, come fare de belle cose. Ma questo pastore no. È un libro di circa 500 pagine e lui racconta tutti i suoi sbagli, i problemi e tutte le sue sofferenze. Quando ho letto quello libro ho pensato, c'è un pastore umano qua adesso. Non sono l'unico a soffrire, c'è anche lui. Un libro che è stato prezioso per me 5-6 anni fa, perché lui racconta tutti i suoi problemi. Tutti no, ma tutti i sbagli che lui ha fatto nel ministero pastorale. E la chiesa è cresciuta. Ma lui racconta senza nessuna vergogna dove lui ha sbagliato. La trasparenza. E Paulo stava raccontando ai leaders anche i suoi problemi. Perciò lui era trasparente e chiaro. E noi non dobbiamo nascondere i nostri difetti, i nostri problemi. Qual è il problema? Tu sei insicuro? No momento que tu sei insicuro, tu nasconde. Ma no momento que tu sei sicuro, io posso raccontare dove abbiamo sbagliato. Io posso raccontare dove abbiamo creato dei problemi che non dovevamo creare. E Paulo era trasparente. Noi creiamo una maschera di pastorale tante volte di santità. O pastore viene davanti e inserisce una maschera di santo, di perfetto e predica. O pastore si raduna com um piccolo gruppo, usa una maschera e fa lo studio. No, eu devo essere trasparente. Eu posso parlare della mia situazione, della mia vita. Eu sono sicuro, perché il Signore è con me. Io non ho bisogno di maschera di santità o di perfezione o di una maschera di incrollabilità, ossia che io non sarò mai andrà per terra. No, io sono una persona come voi.
E Paulo estava dizendo com estes líderes: eu sono come voi, eu sono transparente come voi, io ho sbagliato come voi sbaglierete, ma carissimi, abbiamo una grande sfida di condurre la Chiesa di Dio. Perciò Paulo era transparente, ensinando em público e parlando della sua vita, e nelle case era Paulo. Perciò che lui voleva condividere ai nuovi futuri leaders o senso di essere un pastore transparente, chiaro, davanti a tutti. E tante volte noi vogliamo creare una maschera di quello che non siamo e noi non possiamo condurre un popolo con empatia e gente come gente. Noi dobbiamo essere quello che siamo. O comportamento di una persona non è misurata di quello che la persona sta costruendo o non costruendo. O comportamento di una persona è misurata di quello che la persona è, davanti a te o senza la tua presenza. O comportamento di una persona è quello che la persona è e quello che sarà sempre. O comportamento di una persona è quando manifesta quello che è in qualsiasi circostanza. Perciò che noi dobbiamo stare attenti alle persone che parlano soltanto della sua gloria, di quello che ho fatto, di quello che io sono. Oh, scappate di questo gruppo di persone. Ah, perché io ho fatto questo, io sono questo. C'è uno qua che sa più di Gesù, mi sembra? Scappate di queste persone. Perché tutti noi abbiamo una spina nella carne e che soffriamo. E Gesù non toglierà questo perché io dipendo della sua grazia. Perciò che Paolo diceva, la tua grazia mi basta in questa circostanza. Io non mi piace tanto camminare con le persone che cominciano a parlare dei suoi problemi, dei suoi sbagli e dove hanno sbagliato, perché è lì che io cresco e è lì che la persona cresce. E è questo che Paolo stava insegnando. Perciò che noi non possiamo parlare só delle nostre conquiste, dobbiamo parlare delle nostre sconfitte, dobbiamo parlare delle nostre sofferenze, dei nostri dolori. E Paolo raccontava. Perciò ce l'ho una spina nella carne. Lui ha scritto questo. Noi troviamo vita quando noi troviamo gente come siamo noi. Noi troviamo vita quando troviamo gente come gente. Noi troviamo vita quando abbiamo delle sconfitte. E non è tutto conquista. Paulo è arrivato a Atena con tanta gloria là, ha predicato davanti a tanta gente, è rimasto 2 o 3 persone. Una sconfitta. Paulo tante volte ha fatto delle cose e non c'era nessun ritorno. Erano delle sconfitte che sono registrate. La chiesa di Corinto per lui era una sconfitta, ma lui era perseverante con quella chiesa. Paulo era trasparente. E è questo che ci insegna. In questo modo l'autorità di un leader cresce quando lui è quello che lui è. La nostra autorità non sono le nostre parole, è nel nostro comportamento. Perciò io devo vedere il comportamento con i miei occhi. E è lì che io devo vedere. E Paolo aveva l'autorità del suo comportamento. E la gente lo rispettava per quello che lui era. La gente che voleva crescere in Cristo Gesù. E finiamo con 1 Timoteo 1, 12 e 15. Io ringrazio colui che mi ha reso forte. Chi ha reso Paulo forte? Cristo Gesù, nosso Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendomi al suo servizio me. Che prima, che cosa Paulo diceva? Che cosa lui era? Paulo ha lasciato scritto, nella parola di Dio, che prima io ero un bestemmiatore, io ero un persecutore. Che cosa Paulo era anche? Era un violento. Ma la misericórdia mi è stata usata, perché io agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Questo era l'Apostolo Paulo. Lui stava facendo il suo congedo e dicendo che lui era un grande peccatore. Quando noi siamo confrontati con una persona così, siamo confrontati pelo amore di Dio. Perciò che Paulo stava avvertendo solennemente loro a ravvedersi, avere una vita e un comportamento che fosse in Cristo. Un leader non è quello che parla, è quello che ha un comportamento
come la parola ci insegna. State più attenti con i vostri orecchi e soprattutto con i vostri occhi per osservare se sta camminando com o comportamento di Cristo. Paulo stava insegnando i leader in questo modo. E era o suo congedo, perché adesso lui stava tornando, andava a Gerusalemme, e quella chiesa di Efeso e di Mileto, e chissà le altre chiese lì, potessero avere dei leader come Paulo, per continuare la opera. Amém? Que o nosso comportamento sia um comportamento diverso. Não como o mundo te ensina, mas um comportamento como a parola te ensina. Cristo Jesus era um servo. Paulo ha insegnato a servo com humildade e com le lacrime. Piangere, dobbiamo piangere. E não pouco, perché stiamo combattendo. Preghiamo. Quando parliamo di piangere, pensa adesso nella tua famiglia, come sta? Un pianto di gioia o un pianto di tristezza? Tu hai empatia con la tua famiglia? Tu soffri quando qualcuno che tu ami ancora non ha consegnato la vita a Gesù? Non si è ravveduto dei suoi peccati? Io devo guardare quella vita e soffrire perché loro stanno perdendo le benedizioni di Dio. Paolo, nonostante le sofferenze e persecuzioni della sua vita, piangeva perché le persone non credevano. Io devo imparare a piangere, perché i miei cari ancora non credono. Nosso Padre, insegna alla tua Chiesa a piangere. Insegna a soffrire per quelli che ancora non si ravvedono, perché stanno perdendo la grandezza, stanno perdendo quanto è meraviglioso camminare con Cristo Gesù. Paolo piangeva perché la gente rifiutava, perché la gente creava opposizione, perché la gente non si ravvedeva, era con collo duro. 3 anni insegnando e c'era resistenza. Ma lui ci ha insegnato a piangere. Paolo ci insegnava un comportamento di un servo, umile, di vedere la necessità e andare lì a servire. Paulo era um uomo come noi. Ma era consapevole della sua chiamata. Nosso Padre, ti ringrazio perché tu ci lascia questo insegnamento ad avere un comportamento che sia degno di un figlio tuo. Sembra che una persona che è un leader che piange e che serve ha perso l'autorità, ma no. Un leader tuo, Padre, serve. Un leader tuo è un servitore in qualsiasi area. Un leader tuo, Padre, piange. A un leader tuo, Padre, ha la visione di un regno dei cieli, ha una visione di un regno che possa crescere,
a moltiplicarsi e non si ferma. Io chiedo, Padre, che la mia vita sia un esempio come di Paolo, un comportamento di trasparenza con i sentimenti, con l'empatia con la tua gente. Prego per me, ma per i miei fratelli e sorelle che sono qui, che allo stesso modo possa avere questo comportamento di un servo tuo. Piangendo, con trasparenza, servo. Grazie, oh Padre, perché quando Paolo stava andando via ha chiamato dei leaders per insegnare o significato di essere un leader tuo e non quello che il mondo ci insegna. Io prego, Padre, per tutte le nostre famiglie qua di questa chiesa, che le nostre lacrime possano produrre ravvedimento dei nostri figli, dei nostri genitori, con tutti quelli che sono intorno a noi, e possiamo amare con le nostre lacrime. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Gli uomini, possiamo piangere un po' di più? Qualche amen di un uomo o no? Nessun amen di nessun uomo qua? Piangiamo, piangiamo. Perché stare soffrendo con le persone che ora che non credono in Gesù? Piangere fa bene. Mia moglie mi insegna, io sono resistente, ma ogni tanto clic, viene una lacrima. E fa bene, e fa bene. Non c'è nessun problema a piangere. Il Signore desidera questo da noi. Amen? Possiamo stare in piedi? Quello che vuole piangere per Cristo Gesù e soffrire questa opera, possa stare in piedi e adorare il nostro Dio, e con le nostre lacrime possiamo cantare adesso in adorazione. Signore, che il cantico? Promesse? Cantiamo questo cantico mentre facciamo un momento di offerta, delle decime, delle consacrazioni, e facciamo questo con gioia, con allegria. È un momento di consacrare, è un momento di restituire. Dio ci ha dato tanto, tanto. Facciamo questo con gioia adesso al nostro Signore. Cantiamo. Dio di Abraham, tu sei Dio che compirà, il patto manterrà. Più volte ancora tu lo dimostrerai, quello che dice tu farai, nonostante le mie difficoltà, fermo resterò ed imparerà questo cuore per me,
quando il sole tramonterà, io ti adorerò. Grande è la tua fedeltà per me. Nostro Padre, grazie. Cantare che grande è la tua fedeltà per me. Tu sei lo stesso ieri, oggi e per sempre. Quanto è bello, Padre, camminare insieme a te, avere questa sicurezza e certezza che tu sei lo stesso Dio e che si rivela come tu sei. Benedici la tua Chiesa, protegge, abbraccia, sostieni, fortifica, guarisci, e che la tua gente, il tuo popolo, Padre, possa sempre vivere questa tua fedeltà e vivere, oh Padre, la grandezza della tua grazia e il tuo amore. Grazie, oh Padre, perché il tuo amore è in mezzo a noi. Grazie che la tua pace è con noi. Grazie che il tuo conforto e consolo nello Spirito ci sono e possiamo camminare con la sicurezza in te. Grande tu sei. Nel nome di Gesù, benedici il tuo popolo, oggi e sempre. Amen, Signore. Amen. Potete accomodarvi? Ok, gli avvisi. C'è qualcuno lì? Matteo? Convegno di coppia? Ok, 20, 21 e 22 ottobre. Formazione, c'è Patrizia oggi, solo lei qua, no? Giovanni qua? No. Ok, sei iscritto già? Se non sei iscritto, per favore. Patrizia lì in fondo, potete iscriverti. Già abbiamo circa 30 coppie, sarà Peschiera del Garda. E figli, di solito i genitori vi inviate ai campeggi, no? Adesso è il vostro vendetta. Inviate i vostri genitori a questo convegno di coppia, ok? Non risparmiate, andate, potete dire andate, ok? E sarà lì, ok? Vogliamo finire queste iscrizioni questo mese, ok? Ok. Caffè al fondo per una chiacchierata. Oh, c'è gelato oggi, ok? Va bene. Prossimo avviso. Rallegrati, non c'è Rallegrati l'avviso. Rallegrati è un evento che facciamo con diverse chiese qua della regione del Veneto e sarà questo sabato alle ore 18:30 qui a Ponzano Veneto, ok? E la chiesa Progetto Vita e saremo lì alle 18:30. Non avrà un incontro con giovani e adolescenti questo sabato, ok? Questo sabato saremo lì a Ponzano Veneto con tutte le nostre chiese, tutti i gruppi, ok? Solo quel sabato, dopo il sabato 16, ritorna ai nostri incontri qua con gli adolescenti e giovani, ok? Gli altri avvisi, preghiamo per il nostro gruppo dei giovani che oggi andranno a Conegliano. Se volete andare a Conegliano nel culto, ascoltare le loro testimonianze, sarà interessante, bello. Loro saranno lì, finirà il culto lì. E il campeggio finirà lì durante il culto e preghiamo per loro, perché ci sono dei ragazzi ancora lì che non si sono convertiti e che possano vivere questa esperienza di conversione. Ok? Una bella notizia per gli adolescenti, questa settimana già abbiamo prenotato il campeggio per gli adolescenti, ok? Dov'è? Wow! Sarà il 26 a 30 di dicembre, ok? La struttura è già stata riservata, prenotata, tutto a posto. Così adolescenti e giovani, 26 a 30 di dicembre ci sarà il Winter Camp, ok? Grazie a tutti voi per la vostra presenza, che è con noi prima, seconda volta. Che Dio vi benedica e una buona domenica nella pace. Ciao!